In provincia non abbiamo ancora evidenze, ma non è detto che non si debba, come dire, che si debba abbassare la guardia, anzi, l'importante è, ecco, che ci sia anche qui un'azione corale, bisogna che ci sia una sensibilità e una sensibilizzazione da parte degli operatori economici, da parte del mondo bancario, perché ognuno fa la propria parte. Perché c'è questa escalation negli ultimi mesi? Prima la camorra, poi l''ndrangheta. Che cosa sta succedendo? Beh, banalmente potrei dire che anche l'effetto delle attività investigative che ovviamente richiedono tempo e quindi poi sono i risultati ovviamente di un'attività che evidentemente di repressione che è effettivamente efficace. Però, come dire, probabilmente questi sono come dei primi segnali di un'attività di aggressione che probabilmente si è sviluppata negli anni e che potrebbe anche aver trovato una, come dire, facilitazione anche nel periodo di crisi che per esempio anche questa regione ha attraversato e che evidentemente ha in qualche modo reso in maniera, cioè, più esposti anche gli operatori economici o imprenditori che sono trovati in difficoltà e che hanno pensato di trovare delle scorciatoie. Questo è importante, cioè rifuggire da qualsiasi contatto con persone che come dire, prospettano soluzioni rapide che magari come dire, da un punto di vista legale invece sono molto pericolose.